ai campionati siamo con Mister Fattorel. Mister, non sono arrivati i 3 punti, ma con questo Vittorio Veneto continua a giocare a palla. Intanto buonasera a tutti. Sì, diciamo che oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione contro un ottimo Bari che ci veniva a aggredire, una squadra tosta e secondo me la differenza l'ha fatta che loro hanno fatto già un anno di Serie A e noi paghiamo un po' di esperienza, un po' di malizia che spero che le ragazze le acquisiscano subito in modo che possiamo partire alla grande. È stato un Vittorio Veneto che ha spinto molto, soprattutto nella ripresa. Quanto riguarda il primo tempo, quelle palle lì bisogna assolutamente metterle dentro e la Serie A ci sta insegnando questo in questo momento. Sì, fa parte anche questo, come ho detto, che dove l'anno scorso in Serie B potevano capitarci 10 occasioni, quest'anno sappiamo che le 2, 3, 4 occasioni che arrivano bisogna cercare di metterla dentro e dopo secondo me abbiamo peccato un po' sull'ultimo passaggio, sulla tre quarti, abbiamo avuto 3-4 volte buone occasioni sulla tre quarti con l'ultimo passaggio sbagliato. Vabbè, cercheremo di migliorare e spero che le ragazze mettano in atto queste esperienze qua anche di oggi. Si può dire che siamo stati puniti sull'unico errore magari difensivo che è capitato. Sì, come ho detto non posso dire niente alle ragazze perché hanno fatto quasi tutto bene. Abbiamo sbagliato una mezza palla in uscita e abbiamo preso gol. Questo, come ho detto prima, è l'esperienza. Cioè, loro, prima occasione, ti castigano. Noi, nonostante abbiamo fatto 3-4 occasioni, non l'abbiamo messa dentro. Comunque, merito anche il Bari, che sì, è un'ottima squadra, secondo me. Grazie, mister. Grazie, buonasera a tutti. Siamo con Francesca Manzon nel post partita di Vittorio Veneto Bari. Prima gara in Serie A al Barison, una cornice di pubblico degna di nota, secondo te, Francesca? Sì, abbiamo visto che c'era parecchio pubblico, per fortuna, e io penso che comunque abbiamo fatto anche una buona partita, però è chiaro che c'è ancora tanto da migliorare. Ecco, proprio rispetto a Brescia e Padova, secondo te questo Vittorio Veneto crescerà, visto oggi? Sì, certo, secondo me sì, abbiamo delle buone potenzialità, possiamo tranquillamente sfruttarle, tutta la squadra penso che sia concentrata a far bene e penso che veramente possiamo fare un bel campionato. Hai iniziato esterno alto facendo bene lì davanti, cercando anche il gol, poi sei tornata a metronomo a centrocampo. Sì, e io preferisco molto di più fare il, diciamo, mediano, quindi regista un po' di gioco, ma è chiaro che se il mister ha bisogno anche come attaccante, io sono sempre disponibile, lo faccio più che volentieri. Vediamo la partita. Il 22esimo del primo tempo un'occasionissima di Cisotto su assist di Adriana De Martin di poco a lato, poi verso la mezz'ora il tuo tiro che sfiora la traversa proprio con quel pallonetto. Poi nel secondo tempo c'è stata ancora una bellissima azione con Cisotto che tira ancora fuori. Bisogna segnarli questi gol secondo te? Certo, abbiamo avuto un po' di sfortuna anche perché io penso che il gioco l'abbiamo fatto principalmente noi e che meritavamo appunto di far gol, però la sfortuna diciamo che oggi era dalla nostra parte. Siamo nel post partita di Vittorio Veneto Bari con Veronica Privitera. Veronica, tu hai il gol che portate a casa questi primi 3 punti in campionato e anche quel tiro sulla traversa. Sì, intanto ciao a tutti. Niente, ho preso il primo tempo la traversa, speravo che entrava quella palla. Poi sempre al primo tempo, allo scoccare della fine, praticamente ho realizzato il mio primo gol in Serie A. Come è stato vissuto il momento del ripescaggio e come è stata allestita la rosa fino a questo momento? Il momento di pescaggio non lo so, ma penso che ci sia stata molta attesa da parte della Pink del Bari. E niente, io sono stata chiamata appunto quasi alla fine perché hanno saputo pochi giorni dopo il ripescaggio da Bari e quindi si è vissuto bene, dai, ci siamo preparati benissimo. Una lunga trasferta per venire qui a Vittorio Veneto, 12 ore di trasferta, che Bari è stato, anche se poi nel secondo tempo ha un po' sofferto magari. Sì, la trasferta è stata lunga, però comunque il gruppo è abbastanza affermato, quindi non è stato così pesante. Poi comunque l'organizzazione è stata perfetta, non ci fa mancare nulla, non abbiamo risentito comunque questa pesantezza della trasferta. È un Bari che sta crescendo,
perché pian piano comunque tutte non siamo molto esperte in questo campionato. Alcune sono piccoline, hanno 14-15 anni, quindi cresceremo insieme. E proprio parlando della partita, nella ripresa che avete un po' sofferto magari di questo Vittorio Veneto, che doveva sicuramente recuperare il risultato. Sì, vabbè, abbiamo sofferto un po' perché comunque il Vittorio Veneto è un'ultima squadra, anche loro sono state cos'è? Neopromosse e quindi hanno attaccato un po' di più perché comunque dovevano recuperare proprio lo svantaggio. Quindi era giusto così, abbiamo sofferto un po', però ci siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Siamo con il mister del Pink Bari, Isabella Cardone. Mister, finale di questa partita, hai passeggiato nervosamente avanti e indietro dalla panchina. Beh, lo sentivamo anche perché questi sono i primi 3 punti fuori casa della Pink Bari, per cui una partita sofferta. Alle ragazze ho chiesto che in questo momento noi dobbiamo avere un po' di consapevolezza, quindi vincere forse ci dà quell'aiuto in più per dare a questo gruppo la consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo sofferto anche troppo, ma alla fine io dico sempre l'importante è ora fare i punti. Abbiamo tempo per lavorare, lo stiamo facendo anche benissimo, sono anche senza voce per cui però sappiamo cosa dobbiamo fare, il campionato sarà duro, vincere con questa grinta, con questo cuore, le ragazze l'avevano scritto dentro lo spogliatoio sulla mia lavagnetta e quindi l'hanno messo in pratica, non posso che essere contenta. A metà primo tempo hai dovuto invertire gli esterni, come mai? Per una spinta maggiore magari sulla fascia destra? Noi abbiamo delle caratteristiche, lì Riboldi che si è sacrificata nel primo tempo, volevo l'1 contro 1 sia a sinistra che a destra, lei ha queste caratteristiche, alla fine si è sacrificata anche di non fare un ruolo non suo come il terzino sinistro, che vengono da una difesa che sta recuperando, quindi è entrata finalmente Morra dopo 1 mese e mezzo di stop, è entrata Soro che è con noi solo da 20 giorni, insomma un po' De Palo che comunque non è stata bene durante la settimana, Prost colpita dura durante l'allenamento giovedì, insomma tutto questo sacrificio e anche l'adattamento, questo spirito non può che, da mister non posso che essere contenta. Rispetto alla partita contro il Mozzanica, cosa è cambiato e anche magari cambiato l'atteggiamento di questo Pink Bari? Ogni partita fa una storia a sé, noi col Mozzanica il secondo tempo abbiamo dato una svolta forse anche al nostro campionato, cioè noi vogliamo essere una squadra che sa giocare, che sa comandare, che sa sacrificarsi. L'abbiamo fatto il secondo tempo col Mozzanica, in parte anche in questa partita. Andiamo a corrente alternate ancora, ma un gruppo di 6-7 nuove ci vuole del tempo per amalgamarlo. Tutto è subito, non si può, però se giochiamo non benissimo e otteniamo i punti, quando la Pimpari inizierà a giocare forse abbiamo qualche ambizione in più. Un'ultima domanda, come ha visto questo Vittorio Veneto? L'avevo visto le immagini dalle partite precedenti anche in Coppa, anche col Brescia, è una squadra che comunque gioca, che non molla, una squadra come noi di Serie A che vuole rimanere, quindi va su tutte le palle, quindi onore agli avversari perché quando vedo questa determinazione non può che essere comunque bello anche per chi ci vive, per chi ci viene a vedere. Dopotutto non è sempre una grande giocata che fa venire delle emozioni, ma vedere queste ragazze che lottano su tutte le palle e credo che si sia visto, per cui sono contenta di vedere un gruppo, una società anche molto ospitale, serena, finita partita, complimenti e questo è lo spirito che deve regnare nel calcio femminile.